estate, anzi, primavera, estate, autunno, inverno. In realtà oggi voglio parlarvi delle stagioni, ma non delle stagioni meteorologiche, ma di quell'opera che immediatamente ci fa pensare al compositore di cui vi voglio parlare oggi. Infatti oggi vi voglio parlare di Antonio Vivaldi, ma soprattutto voglio parlare di Antonio Vivaldi e del suo legame con il territorio veneto, che è il nostro territorio. Infatti Antonio Vivaldi nasce a Venezia nel 1678 e da lì inizia la sua carriera, inizia la sua biografia. Infatti lui era figlio di un barbiere appassionato di musica, ma non solo appassionato di musica. Il barbiere infatti era persona di spicco all'interno della chiesa ducale della Basilica di San Marco. Infatti Antonio Vivaldi viene da giovane avviato alla carriera ecclesiastica perché la carriera ecclesiastica poteva rappresentare un mezzo per avere una formazione culturale, musicale di tutto rispetto. Ed è così infatti che inizia la carriera di Antonio Vivaldi, avviato alla musica grazie alla passione del padre Giovanni Battista Vivaldi. La sua carriera artistica viene proprio influenzata dalla tipologia musicale che veniva rappresentata all'interno della Basilica di San Marco. Infatti gli echi musicali, il concerto a doppio organo, sono tutte influenze che si ritroveranno soprattutto nelle opere di Antonio Vivaldi, che diventa addirittura insegnante di violino all'interno dell'Ospedale della Pietà, che era un orfanatrofio veneziano che accoglieva giovani ragazze. Infatti le rappresentazioni di Antonio Vivaldi, o meglio le sue opere, venivano raccontate, venivano rappresentate dalle putte e attiravano, pensate, turisti, viaggiatori, spettatori da tutta l'Europa. Antonio Vivaldi poi è molto legato al territorio veneto, infatti si sposta per la sua prima grande rappresentazione teatrale, sceglie la città di Vicenza. Infatti presenta l'Ottone in Villa, che è la sua prima rappresentazione operistica. Si lega anche alla città di Verona per quello che riguarda poi invece una serie di rappresentazioni e per quello che riguarda una serie di opere. Infatti lui viene invitato a Verona per l'inaugurazione del Teatro Filarmonico. Continua nella sua carriera e malgrado le sue difficoltà di salute, infatti lui soffriva di attacchi di asma che rallentavano la sua camminata, ma non si ferma nella sua opera di trascrizione, di compositore. Verso gli inizi del 1730 si avvicina e si preavvisa un certo declino artistico della carriera di Antonio Vivaldi. Ecco che quindi cerca altre esperienze all'estero, arrivando addirittura alla città di Vienna. Nella città di Vienna lui inizia un'altra attività legata alla musica, portandosi la sua allieva prediletta, tale Anna Girò. Ma anche a Vienna la carriera di Antonio Vivaldi subisce un declino, tant'è che lui arriva alla fine della sua carriera povero e in miseria. Pensate infatti che nel 1741 lui muore e viene addirittura sepolto in una fossa comune. All'inizio vi ho parlato delle 4 stagioni di Vivaldi, di cui adesso voglio lasciare un ampio spazio. Infatti pensate che le 4 stagioni che tutti noi conosciamo rappresentano i primi 4 concerni di un'opera molto più importante, presentata ad Amsterdam nel 1725, chiamata Il cimento dell'armonia e dell'invenzione. Pensate che tutt'oggi le 4 stagioni di Vivaldi sono utilizzate per eventi, sono rappresentate come sottofondo musicale di grandi eventi culturali e di manifestazioni. E voi, questo lo conoscevate?